Durante la giornata mondiale del diabete, celebrato lo scorso 9 e 10 novembre in diverse piazze venete, era stata consegnata ai cittadini una cartolina che recava l'appello «Io al diabete non gliela do vinta, e tu?». 3.000 cittadini hanno firmato altrettante cartoline che oggi, martedì 10 dicembre, a un mese di distanza dall'evento, saranno consegnate al loro destinatario, l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto. Siamo qui nella stazione ferroviaria di Venezia e da questo treno scenderà il coordinatore dell'Associazione Diabetici del Veneto, Giovanni Franchin, con le 3.000 cartoline da consegnare all'assessore. In questa busta ci sono le 3.000 cartoline firmate da altrettanti cittadini veneti. Nel retro della cartolina c'è una richiesta specifica alla Regione. Di che cosa si tratta? Questa è una dimostrazione di stima da parte di tutti i diabetici veneti verso la Regione e chi lavora in Regione per i diabetici. Chiediamo all'assessore di darci una mano, di fare prevenzione e una migliore cura ai cronici, perché possiamo così bloccare la malattia in modo tale che i veneti possano vivere meglio. Una tipica imbarcazione veneziana, la San Pierrotta, accompagnerà Giovanni Franchin lungo i canali veneziani fino a raggiungere l'assessore Coletto all'approdo di Palazzo Balbi. Sono 250.000 i cittadini veneti malati di diabete, però tantissimi non sono informati, o meglio non sanno di avere questa malattia. Quindi è necessario sia l'informazione ma anche poi la prevenzione. Noi abbiamo, come diabetici veneti, abbiamo stimato che ci sono 130.000 persone che hanno il diabete e non sanno di averlo. Queste 130.000 persone sono le persone più a rischio perché non sono controllate e quindi il suo diabete può andare in eccessi o in ipoglicemia e quindi creare grosse difficoltà. Diciamo l'80% degli ictus è dato appunto perché? Perché le persone non sanno di avere il diabete, quindi aumenta la pressione, lo stesso. Quindi prima di tutto noi dobbiamo fare prevenzione, far capire alla gente che deve fare prevenzione, curare, cioè magari una volta all'anno andare dal medico, farci le analisi immediatamente quando il medico gli dà consigli eccetera, andare dal diabetologo, seguire la dieta del diabetologo. Non servono medicine molte volte, servono solamente questi tipi di attività in modo tale da conoscere il proprio diabete e lo stadio del proprio diabete per bloccare questo tipo di malattia. Io al diabete non gliela do vinta è un'iniziativa che ha coinvolto non solo le associazioni diabetici del Veneto, ma anche altre associazioni, come l'Associazione Velica di Venezia, che ha subito messo a disposizione una delle loro barche per accompagnare Franchin a Palazzo Balbi. Una volta giunti a destinazione nell'atrio di Palazzo Balbi, Giovanni Franchin ha incontrato per un saluto il presidente della regione Luca Zaia e subito dopo l'assessore Coletto, al quale, consegnando le 3.000 cartoline arrivate da tutto il Veneto, ha rinnovato la richiesta di un investimento fattivo in cure e prevenzione, affinché sia garantito l'accesso appropriato alle visite specialistiche, ai farmaci e ai presidi, necessari per la sfida quotidiana alle complicanze del diabete. Noi abbiamo già fatto una legge qualche anno fa. Ci siamo attivati, abbiamo messo in disponibilità circa 5 milioni, il progetto sta andando avanti, è proprio un progetto a favore appunto dei diabetici. La richiesta è assolutamente solvibile, nel senso che l'aiuto per fare maggiore prevenzione è scritto anche nel piano sociosanitario. La prevenzione è, come dire, il cardine per quanto riguarda il futuro della Regione Veneto. Più prevenzione si fa, maggiore salute si riesce a distribuire sul territorio e i costi della sanità evidentemente possono andare solo che giù. Essendo uno dei cardini, noi ci attiveremo assolutamente sulla prevenzione di tutte quante le patologie, in particolare appunto per quanto riguarda il diabete, e cercheremo di migliorare quelle che sono diciamo, le cure in disponibilità sul territorio, le prestazioni che vengono erogate.